Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Allora, siamo su MotoGP 13, ultime 3 gare, possibilità di vincere il mondiale incredibile, ma voglio prima spiegare alcune cose. La prima è Forza Motorsport 4, adesso per un po' mi fermo con la registrazione per andare un po' avanti da solo e poi magari riprendere più avanti con le ultime 3 o 2 divisioni, adesso vediamo. Poi PES 2013. Allora ragazzi, come sapete c'è PES 2014 tra poco, ho in mente una serie sulla Master League. Visto che da quest'anno si può cambiare squadra, addirittura si può allenare la nazionale, ho deciso di fare una cosa un po' interattiva, insomma, con voi. Esempio, voglio cominciare la Master League con Napoli, Fiorentina, West Ham. Buono. Creo un sondaggio o aspetto dei commenti su YouTube e la squadra che prende più voti, io comincio con quella squadra. Acquisto, voglio acquistare un terzino sinistro, De Sciglio, Antonini o Gareth Bale, buon voto. E il giocatore che prende più voti, tac, il Comandone acquista quel giocatore e così via. Quindi ragazzi, se adesso con PES 13 vado al Milan è solo perché non ho tanto tempo di fare la Premier, la Liga e la Bundesliga, quindi ecco, solo per quello volevo fare altri 2-3 anni al Milan e poi finire la serie e cominciare alla grandissima con PES 14. Buono raga, adesso siamo su MotoGP 13, voglio vincere sto mondiale. Ecco ragazzi, se porto a casa il mondiale mi fermo un po' con MotoGP, proprio per andare avanti con PES e con le altre serie. Però non è che ho finito MotoGP, lo riprendo magari tra 2 settimane, 3 settimane, che devo riposarmi un po' perché dopo 40 video con stesse gare, le stesse cose, chiaramente dopo mi annoio e rischio di fare dei gameplay da culo con dei commenti del cazzus. Buono, adesso però concentrazione. Ecco, cercare, va bene. Adesso dobbiamo vincere ragazzi, non c'è niente da fare. Twitterone. Allora, Alessandro Tarallucci, ottima prima posizione. Una cagata, dare così forte a Sepano significa avere talento. Una cagata, gran bel risultato oggi. Ok ragazzi, abbiamo 16 punti di vantaggio su Danielone. Prossima gara, Filippo Isola. Vai ragazzi, purtroppo qualificazioni difficilissime. Filippo Isola come al solito ormai non è più la mia gara. Ragazzi, Pedrosa è primo, non posso sbagliare, devo fare punti. Devo stare davanti ragazzi, perché poi c'è Motegi e a Motegi posso vincere. Vai Comandone, tira fuori la prestazione della vita. Vai che voglio vincere per voi ragazzi, dopo tantissimi video. Vai come, bravo Comandone, bravo, bravissimo. Dai, questa è una curva favorevole. Ho 2 curve molto favorevoli, però ne ho anche una sfavorevole. Sali scendi maledetto. Siamo già ottavi ragazzi. Ottavo posto Comandone. Pedrosa è primo però. Pedrosa è primo. Attenzione grande Comandone, un primo giro da urlo ragazzi. Questa è la grinta veneziana che finalmente è venuta fuori. C'è l'innominabile. C'è l'innominabile da superare, grandissima. Questa è la curva pericolosa veneziana. Devo farla troppo piano perché questa l'ho sbagliata sempre in qualifica. Bravo Comandone, settimo posto, forse non basta per stare davanti dopo questa gara. La tensione è alle stelle ragazzi, la tensione è alle stelle. C'è Brad da superare, c'è il piccolo Brad Pitt. Pedrosa 1.30, giro record, fastest lap di Dani Pedrosa. Calma, perché c'è l'innominabile da superare. Adesso c'è la mia curva ragazzi. Mamma che comanda Filippo Isola finalmente. Non sto sbagliando niente per il momento, ma stiamo buoni, stiamo zitti. Quinto posto Comendiano e Pedrosa non è più primo e si gode. Curva pericolosa. Niente, no, ho proprio paura di questa curva ragazzi. Ho fatto troppi errori in qualifica nelle gare passate. Sesto posto. Devo gestire ragazzi, devo gestire, sono troppo veloce i primi 3 purtroppo. Forse quarto ce la posso anche fare, ma final lap ragazzi, final lap.
ciao innominabile. Bravo Comendone, molto bene. Molto bene. Giro record di Marchetto Marquez, ma il Comenda va un po' lungo. Attenzione l'innominabile. No, è dietro, l'innominabile è dietro per fortuna. Calma, gran calma. Ultimo giro della terzultima gara del mondiale che può dare al Comenda il primo titolo in MotoGP. Ciao Rossi. Dai che dobbiamo fare punti, dai. Va bene, dai niente, Rossi sempre. Rossi contro sorpasso di Vale. Pedrosa è secondo ragazzi, Pedrosino è secondo. Il Comendone è quarto, mi sta rosicchiando di punti importantissimi. Grandissimo qua il Comenda però. Qua il Comenda fa una gran cosa. Possiamo arrivare ancora in zona podio. Non devo sbagliare sta curva, però non devo rallentare troppo in questa curva. No, c'è l'errore, Dio santo, no. Non ci credo. Non ci credo. Nono posto all'ultima solita curva. Vedi, l'ho presa un attimino più veloce, sono andato a fare in culo, no. No, perdo il titolo così, no. Non ci voglio credere. Da un possibile terzo posto a un ottavo posto pesantissimo. Pedrosa secondo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. 4 punti di vantaggio, ma porca di quella vacca, ma perché sto errore? Non riesco neanche a incazzarmi, c'è la tensione più alta, cioè è pazzesco. Vaffanculo a Filippo Isola, gara di merda, vizioso, ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così, Calione, è stata andata storta, Nicolino Aidi, che gara con Veneziano oggi, ma vai a fare in culo, va coglione. Comenda 2,67, Pedrosa 2,63, mamma mia, fine a Marquez, tutto è possibile. Prossima gara, Motegi, gara favorevolissima, devo vincere questa e poi chiudere Valencia, mamma mia, Air Asia, Grand Prix of Japan. Ragazzi, grandissima pole position a Motegi, nel momento giusto il Comendone si sveglia, ma questa è la mia gara, ragazzi. Pedrosa purtroppo è secondo, penultima gara del mondiale. Questa è una vittoria sicura però ragazzi. Sono troppo forte a Motegi. Pedrosa si inserisce subito. Attenzione Pedro. Maledetto Pedrosa. Cosa ha fatto Pedrosa? Numeraccio del Pedro, fioi. Numeraccio del Pedro. Adesso le due, Stiamo calmi, è tutto nelle mie mani, Motegi la mia gara, 4 punti di vantaggio, sono ancora primo nel mondiale. Però Pedrosa è secondo, cazzo, Pedrosa non molla. Che finale di mondiale, ma perché tutte le mie serie devono avere finali così? Cazzo, una vittoria dopo 10 gare, no? Impossibile. E con PES all'ultimo secondo, e con MotoGP all'ultima gara, vaffanculo. Pedro seconda, ma il Comendone è tornato primo ragazzi, ancora curva presa di merda esterna. Il Comendone sente la pressione ragazzi. Il Comendone sente la pressione veneziana. Sono un gondolaro, c'è poco da fare. Io voglio Gondola Simulator. Dai Vale, superami Pedrosino. Superami Pedrosino, grande, va. Mamma mia, che rischio. Incidente per Dovizioso, ma il Comendone è addirittura al quinto posto, molto indietro. Mignottona ladra. Cazzo, non posso non vincerla questa però. Attenzione Rossi intanto. Attenzione Rossi è primo. Mi sta rosicchiando punti a Pedrosino. Ma devo vincere assolutamente, in questo momento Pedrosa è comunque primo in classifica. Bravo Comenda, vola. Ciao Lorenzo. Giro record per Vale. Il Comendone deve stare assolutamente davanti a Pedrosa. Questo è l'obiettivo di questa gara. Però cazzo, devo vincere a Motegi. Dai ragazzi, dai. Tensione infinita per questo mondiale. Siamo alla penultima gara in Giappone. Il mondiale comunque in ogni caso si deciderà all'ultima giornata, all'ultima gara a Valencia, in casa di Pedrosa. Grande Comendone. Rossi cerca di mantenere il secondo posto. Grazie Vale. Attenzione, Pedrosa ha rischiato di cadere. Mamma mia che rischio per Dani. Bravo Comendone, adesso fuga, e adesso in fuga. Mamma mia che gare ragazzi, mamma mia, ho il joystick sudato, ghiacciato. Madonna, Rossi ancora davanti. Che gara con Rossi.
Rossi non molla, anche Rossi vuole il titolo. Anche Pedrosa non molla, mamma mia che finale. Mamma mia che finale di mondiale, non ce la faccio più ragazzi. Brividi ghiacciati ragazzi. Pedrosa, mamma mia che scambio con Rossi e con Pedrosa. Mamma mia che gara. Questa Motegi è la gara dell'anno. È la gara della vita, questa sì è proprio la gara della vita. Staccatona pesante. Il Comendone è ancora dietro Rossi, sta facendo una gara perfetta. Bravo Comendone. Questo però lo devi fare all'ultimo giro. Questa cosa però la devi fare all'ultimo giro. E adesso inizia il final lap comendiano. L'ultimo giro della penultima gara mondiale. Vai Comendone, vola. Giro record di veneziano. Pedrosa al terzo posto. No, Dovizioso, incidente per il Dovi. Bravo Comendone, questa è classe pura. Dai, questa è pura. Dai che andiamo a vincere. Abbiamo un buon vantaggio adesso dopo 2 giri paurosi con Pedrosa e Valentino. Bravissimo Comendone, molto bene. Occhio. No, mamma mia cosa ho rischiato. Mamma cosa ho rischiato. Sono tesissimo ragazzi. Non riesco neanche a commentare. Ci giochiamo tutto in queste ultime 3-4 curve. Abbiamo un buon vantaggio ma non incredibile. Sto frenando tanto prima, porca miseria. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. E se vinciamo questa le possibilità di vittoria sono tantissime. Ce lo possiamo mangiare solo noi questo mondiale. Penultima curva, penultima chicane. Eccola qua. Eccola qua ragazzi. E c'è la vittoria in Giappone. La vittoria a Motegi. Grandissimo Comendone. Il mondiale più vicino. È comprensibile. Sì, con cazzo. questa vittoria sei imposto su piloti di grandissimo talento. Sì tesoro. Sì Guidone bella. Oh madonna, ultima gara. Ultima gara, vediamo la classifica che non l'ho neanche vista nella enfasi della vittoria. Vediamo la classifica piloti. Comenda Veneziano 292, Dani Pedrosa 279. La lotta per il titolo è solo questione tra Pedrosa e Comendone Veneziano. Lorenzo ormai è fuori. 13 punti di vantaggio, ragazzi, abbiamo un'occasione d'oro, ma stiamo buoni. Miguel Oliveira, grande Comenda, stai guidando veramente forte. Rino Gattuso, gara incredibile e vittoria strameritata, continua così Comenda. Zircone, la MotoGP è una categoria veramente tosta, ma stai andando alla grande. Ragazzi, è il momento più atteso. L'ultima gara con 13 punti di vantaggio su Daniel Pedrosa. Incredibile. Twitterone. Quotidiani. Samurai veneziano. Mamma mia. Ultima gara. Valencia. Gran premio generale della Comunitat Valenciana. Gara di casa per Daniel Pedrosa che vuole assolutamente conquistare il titolo. Ok. Email. Obiettivo squadra, di laurearti campione del mondo. Non voglio neanche leggere sta... No, cos'è che ha scritto però? Per riuscire devi chiudere la gara almeno al quarto posto. Quindi se Pedrosa vince noi almeno quarti, ok. Va bene. Twitterone. Yavoni Balstang. Forza come la tua Yamaha Factory Race, state lavorando davvero sodo. Sono certo che a Valencia arriveranno grandi risultati, innominabile. Ho passato la settimana a giocare a MotoGP. Lorenzo magnificò. Voglio chiudere bene a Valencia, ok, andiamo. Ragazzi, ci siamo. Valencia, ultima tappa del mondiale, con un quarto posto, siamo campioni del mondo. Concentrazione al massimo, andiamo ragazzi per un sogno. Anzi, per il sogno.
situazione massimale veneziana. Inizia a piovere a Valencia, che sfiga. Pedrosa al terzo posto. Attenzione, Pedrosa ha sbagliato, ma anche il Comendone. Un momento in... stiamo buoni. È al quinto posto e Veneziano è quarto. Occhio, sbandata comendiana pericolosissima, ma il Comendone si salva. Incidente per qualcuno. Incidente per qualcuno, non ho capito chi però. Incidente per Brad Pitt. Dai, il Comendone porta la casa per tutti i tuoi fan, per i tifosi, per Tori. Tutti ti vogliono bene, Comendone, dai. Anche Rossi è felice se porta a casa il titolo. Siamo in Spagna, in casa di Pedrosa. No, cagatissima. Cagatissima, ma comunque siamo ancora campioni. Calma, possiamo gestire tutto. Calma, Comenda. So che voglio andare davanti a Pedrosa, ma non serve a niente. In questo momento sei la campione del mondo. No, calma. Ragazzi, final lap comendiano in religioso silenzio. Vai! Veneziano è campione del mondo, cazzo! Finalmente! Siamo campioni del mondo.
E ragazzi, il commendone veneziano finalmente è campione. Ragazzi, grazie di tutto. Questa vittoria è tutta vostra. Campioni del mondo!